Buongiorno, buon lunedì 13 luglio, ben trovati, Focus TG, tanta cronaca anche oggi dal nostro territorio, diversi collegamenti per andare a vedere quello che succede in questo inizio di settimana. Siamo già appunto alla metà di luglio, molte persone in villeggiatura ma anche molte rimaste nelle città. Parleremo nuovamente di incendi, di furti, c'è davvero diverso materiale sul piatto oggi. Allora subito andiamo a vedere l'home page del Gazzettino che dà conto di un grave incendio che ha di fatto distrutto il capannone dell'azienda del sindaco Marsetti. Siamo a Malo nel Vicentino, l'ombra del dolo, quel bigliettino lasciato sull'auto, ti facciamo saltare in aria. E allora dovremo essere in grado di andare in diretta proprio dal posto con la nostra Marta Zatta per tutti gli aggiornamenti su questo inquietante caso. Marta, a te buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi in questo momento ci troviamo proprio a Isola Vicentina, alle nostre spalle l'autofficina appunto di proprietà del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, che nella notte è andata completamente distrutta dalle fiamme. Lo vedete, ci sono ancora i vigili del fuoco al lavoro, anche i tecnici dell'ARPAV, per veramente una situazione sindaco che l'ha veramente destabilizzata. Lei ha detto non so se riuscirò ad aprire più. Sì, è una situazione che veramente mi ha distrutto sia fisicamente che psicologicamente, perché di fatto sono anni di investimento, sono anni di lavoro portati avanti anche da mio papà, da tutta la famiglia. Investimenti vuol dire sacrifici, vuol dire tanto tempo dedicato al lavoro, però dalla sera alla mattina ci troviamo con un rudere distrutto che era un'azienda con del personale, con un nome creato, come ho detto prima, nel tempo e frutto di tanti sacrifici. Ovviamente adesso si indagherà, ma c'è l'ipotesi di un dolo. Lei che idea si è fatto? Sì, ringrazio anch'io i vigili del fuoco perché da ieri, da mezzanotte, siamo qui per cercare di contenere quanto più possibile i danni, perché poteva veramente degenerare in peggio. Ringrazio anche le forze dell'ordine perché sono arrivate subito lì a mezzanotte e sono stati uno dei primi diciamo così, interventi proprio anche da parte dei carabinieri. E si sta proprio indagando per capire se effettivamente ci sia il dolo su questo, diciamo così, intervento, perché si sono trovate delle tracce e quindi probabilmente c'è il dolo. Lei nei mesi scorsi era già stato minacciato con un biglietto sulla sua auto, una situazione insomma che penso non la faccia sentire al sicuro né lei né per la sua famiglia. Ma diciamo che è un accanimento probabilmente contro una figura che ha sempre cercato di fare il proprio lavoro non solo nella propria azienda ma anche nel ruolo che ricopro da sindaco. Probabilmente è un atto intimidatorio per cercare di fermare quelle che sono, diciamo così, tutte le attività che ho messo in campo sul mio territorio di Malo e che poi a sua volta si sono anche estese anche fuori dai territori comunali. Però di fatto veramente sono distrutto, vedere il futuro cancellato nell'arco di poche ore è veramente una cosa straziante, soprattutto per uno che non ha paura di lavorare e ha fatto tanti sacrifici per la propria attività come li ha fatti mio papà e tutti i miei familiari. E immagino i danni insomma siano ingenti, lei parlava insomma di una grossa cifra, ora bisognerà insomma verificare tutto, ma come diceva prima sarà difficile rialzarsi ora. Veramente i danni sono tanti, non solo sull'immobile ma anche dal punto di vista dei contenuti. All'interno c'erano veicoli dei miei clienti, c'erano pneumatici, c'erano mezzi anche nuovi acquistati per poter lavorare in sicurezza e tutto quanto, uffici, c'è tutto distrutto dentro, non c'è più niente. Solo qualche carcassa di qualche veicolo che ancora brucia lentamente. Ecco, noi lasciamo andare il sindaco perché ha veramente molto lavoro da fare anche con i vigili del fuoco. Grazie da parte di tutta la redazione, insomma, la nostra vicinanza. Per il momento, Lina, da Isola Vicentina è tutto.
Grazie ai colleghi di Vicenza che si sono recati sul posto, Marta Zatta, Andrea Benetti, grazie al sindaco, abbiamo sentito davvero le sue parole sconfortate. Sindaco Marsetti che ha parlato addirittura di intimidazione mafiosa, qualcuno ha dato fuoco alla mia azienda, lo avete sentito come prime parole, indagini affidate ai carabinieri ma anche gli agenti della Digos che già monitoravano il sindaco e consigliere provinciale che come detto a marzo aveva ricevuto delle minacce di morte con un biglietto lasciato sull'auto parcheggiata: ti facciamo saltare in aria insieme alla macchina, quindi c'è da capire, come dicevano i colleghi, quale correlazione ci possa essere tra i due episodi gravissimi entrambi. Naturalmente qui si parla di un incendio che ha davvero devastato, lo avete visto, il capannone. Scorriamo velocemente l'home page del Gazzettino perché poi ci sono delle notizie che ritroveremo con i collegamenti dei nostri colleghi nell'ambito di questa edizione. A Jesolo spuntano le panchine antimaranza, le fioriere per evitare bivacchi e spaccio, chiusi anche i bagni pubblici. Vedremo tra l'altro a Jesolo ci sono stati altri episodi di intemperanza nei negozi. E poi attenzione perché lo sapete bene, sta iniziando una settimana rovente, anche in questo caso caldo e afa, nuova settimana di temperature elevate, terza ondata di calore, l'anticiclone africano porta ancora su le temperature con previsioni, con picchi sui 40 gradi addirittura, quindi massima attenzione. E poi la notizia che arriva da Rosolina, c'è stata l'ennesima vittima sulla Romea, andremo poi a vedere, Carlo muore a 20 anni, la festa dopo il lavoro, l'ultimo messaggio dell'amica, la deviazione fatale prima di rincasare, quindi davvero tanti spunti. Oggi nella Marca trevigiana gli appuntamenti legati alla cronaca, il rientro della salma, della giovane donna di Roncade trovata morta durante la sua permanenza in Gran Bretagna. C'è un procedimento giudiziario in corso a carico di un vicino di casa. Avevamo raccolto nei mesi scorsi il grande dolore della mamma per questa perdita. Oggi il rientro, come detto, della salma. E poi oggi a Zero Branco è anche il giorno dell'ultimo saluto dolorosissimo al piccolo Simone, il bimbo di 1 anno e mezzo che è stato investito dall'auto condotta dalla nonna nel cortile di casa. Per noi sono andati sul posto Christian Arboit e Alberto Pivetta, hanno raccolto anche il dolore e la testimonianza di una maestra. È stato un ultimo saluto difficile per una morte ovviamente prematura, ingiusta, che ha fortemente scosso l'intera comunità trevigiana e veneta. Sentiamo. Sono terminati con un lungo corteo verso il cimitero di Sant'Alberto i funerali del piccolo Simone Chelaru, 1 anno e 10 mesi, il piccolo morto travolto la scorsa settimana nel cortile di casa dall'auto guidata dalla nonna. Un dramma, una tragedia che ha sconvolto un'intera famiglia, un'intera comunità. La famiglia Chelaru è molto nota, molto conosciuta anche per il lavoro dei genitori. Una tragedia sulla quale sta facendo piena luce la Procura della Repubblica di Treviso, che ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo la nonna Valentina, nonna che questa mattina piangeva accanto ai genitori, accanto alla sorellina, il piccolo Simone. Una famiglia che si è dimostrata unita, che è apparsa unita in un momento di profondissimo cordoglio, di profondo shock. Una famiglia che è stata abbracciata da un'intera comunità, quella di Zero Branco, presente anche il sindaco Luca
Luca Durighetto. Il rito è stato officiato da due parroci, il parroco cattolico di Sant'Alberto e il parroco ortodosso Don Mariu della comunità trevigiana ortodossa romena. In tanti hanno voluto esserci per l'addio a questo un piccolo angelo, un piccolo uomo, è stato definito Simone, lo hanno ricordato in tanti a partire dalle loro maestre. Oggi per l'appunto il giorno del dolore, non dell'inchiesta, non dei risvolti giudiziari, il giorno in cui in tanti hanno voluto essere presenti per abbracciare non solo virtualmente questa famiglia che sta vivendo un vero e proprio dramma. Poche le risposte, lo stesso Don Marius ha parlato di una tragedia inaccettabile, ma ha esortato tutti a fare leva sulla speranza e sulle parole della fede, sulla resurrezione che riguarda tutti, anche il piccolo Simone. Ha ricordato il momento del battesimo Don Marius, ha ricordato anche i momenti gioiosi della famiglia, le tante speranze che c'erano attorno a questo piccolo che invece se n'è andato in maniera drammatica. Il dolore di tanti a partire da quello delle maestre. Simone frequentava l'asilo nido di Zero Branco e a Simone si sono rivolte proprio le maestre con questo pensiero. Per il momento da Sant'Alberto è tutto, con Alberto Pivetta e con le parole delle maestre vi restituisco la linea. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e il tempo trascorso insieme, anche se per un piccolo tratto di strada, è stato per noi davvero prezioso. Vogliamo ricordarti così, nei momenti più belli e semplici della nostra quotidianità. La mattina, quando arrivavi al nido e volevi entrare da solo, camminando fiero, quasi a voler dimostrare che eri già grande. Durante i giochi e le attività, ti ricordiamo per la tua curiosità, per la voglia di metterti sempre in gioco e per l'entusiasmo con cui partecipavi a ogni proposta. Ti ricordiamo anche al momento della nanna, quando ti addormentavi stringendo forte il ciuccio e il tuo pupazzetto. Eri un bambino solare e propositivo, capace di trasmettere gioia che ti stava accanto. I tuoi occhi profondi, dolci e un po' furbetti erano sempre pieni di espressione. Bastava incrociare il tuo sguardo per ricevere uno dei tuoi sorrisi dolcissimi, un sorriso che sembrava dire «che bello vederti» e che riusciva a riempire il cuore di gioia e serenità. È stato un dono immenso conoscerti, stringere la tua manina e accompagnare i tuoi piccoli passi. Il tuo sorriso, i tuoi giochi, le tue conquiste e la tua infinita dolcezza resteranno per sempre custoditi tra le mura del nostro nido e dei nostri cuori. Buon viaggio, piccolo grande angelo, continua a splendere, sorridere e giocare tra le nuvole. Tutte le maestre con Maria Pia, Tina, Marina, Claudia e Chiara. Avete sentito, questo è il dolorosissimo ricordo e saluto a questo bimbo di appena 18 mesi. Questa sera nel corso dei telegiornali naturalmente altri aggiornamenti. Allora andiamo a un'altra tragedia che si è consumata in famiglia. Ci spostiamo di qualche chilometro, siamo lungo il tagliamento in provincia di Udine. Il papà ha annegato per salvare i figli dalla corrente del fiume. La vittima è un cittadino azero che era da 6 mesi in Italia, si era riunito da poche settimane con la moglie e i figli arrivati dalla Germania, viveva in una struttura a Campolongo al Torre col sindaco di Pontebba dove risiedeva fino a giugno, che ai microfoni dei nostri colleghi ha detto erano stati ospiti di una struttura d'accoglienza, famiglia integrata e lui gran lavoratore. Logicamente è un dispiacere per questa tragedia dove questo giovane
papà ha perso la vita cercando di salvare i figli. Era una famiglia ben inserita nella comunità del Tarvisiano, quella di Akshin Azizov, 38enne, originario di Baku in Azerbaigian, morto sabato pomeriggio a Ronkis nel tentativo di soccorrere i figli in difficoltà nel tagliamento. L'uomo aveva fatto domanda di asilo politico. Era giunto a Pontebba a fine 2025 assieme a 2 delle 3 bambine, mentre la moglie, con la più piccola, si era ricongiunta a Pasqua. Nel frattempo Azizov aveva trovato un lavoro presso un'autofficina a Tarvisio. Da fine giugno si era trasferito con la famiglia a Campolongo al Torre. I bambini frequentavano qui la scuola primaria e si erano ben inseriti nel gruppo scolastico, ma anche nelle attività extra. Insomma, vedevo spesso anche giocare al parco giochi e passeggiare in paese. So che il papà anche lavorava a Tarvisio in un'officina, insomma si era dato subito da fare, aveva cercato un lavoro e si era inserito in maniera positiva nel contesto sociale del paese. Poche settimane si era trasferito nel comune di Campolongo Tapogliano presso una struttura messa a disposizione da Oikos, il commosso ricordo di Ruben Cadau, vicepresidente della cooperativa udinese, che ci tiene a sottolineare: padri vengono qui per avere un buon futuro e una vita normale. E questo le dico proprio in questi giorni vorrei che passasse anche questo, che sono davvero persone che come noi vogliono costruire una vita normale. Questo è un padre davvero che il suo obiettivo era lavorare e dare un buon futuro alla sua famiglia. Avete sentito questo il ricordo. Allora cambiamo tema e andiamo a Venezia, in provincia di Venezia, a Jesolo, perché vi ho letto prima anche dall'home page dei giornali la notizia delle panchine anti-Maranza spuntate appunto sul litorale a Jesolo, sappiamo località naturalmente presa d'assalto dai turisti in questo periodo, in cui non sono mancati purtroppo gli episodi di violenza nelle scorse settimane, già all'inizio di questa stagione balneare. Allora, dal posto in diretta Edi Caliman per fare il punto sia dal punto di vista del comune che degli operatori su questa iniziativa che mira naturalmente a mantenere la tranquillità della cittadina balneare durante questi mesi di affollamento. Edi. Esatto Lina, buongiorno a te e ai telespettatori da Piazza Mazzini a Jesolo insieme all'assessore al turismo Alberto Maschio e Massimo Viale, che è il presidente del comitato civico proprio di Piazza Mazzini e di Piazza Aurora, giusto adesso? Piazza Aurora. Insomma, perché siamo qui? Perché come già accennavi tu Lina, amministrazione e il comitato hanno deciso di mettere in atto un'iniziativa che è quella di rendere inaccessibile di fatto questa panchina che affaccia sulla piazza e che dà ai bagni pubblici, mettendoci sopra delle fioriere. Partiamo da te Massimo, presidente del comitato civico. Da cosa nasce? Mi dicevi prima, stavi osservando qualche giorno fa questi ragazzi che alla sera si bivaccano qui e non lasciano avvicinare le persone. Nasce proprio da lì questa iniziativa? Nasce da abbiamo visto più volte, l'ho notato anch'io, che la panca veniva usata non per le famiglie che si sedevano o presenziavano la sera, ma bensì da personaggi poco affidabili che ne facevano un uso improprio per affari loro anche poco leciti e presidiavano la piazza, la panca, per più ore, lasciando anche immondizia, sporco, e quindi abbiamo così preso un'iniziativa di limitare l'uso della panca, anzi l'abbiamo eliminato proprio per non dare spazio a queste persone. La panca per sedersi è molto più ampia, quella dove noi facciamo gli spettacoli, gli intrattenimenti, che con l'assessore Maschio qui pianifichiamo durante tutto il periodo invernale per farli durante l'estate, e quindi abbiamo limitato l'uso di questa panca che era un po' discutibile da questo punto di vista. Abbiamo limitato anche l'uso dei bagni, una certa ora della sera chiudono e così limitiamo anche l'uso dei bagni che veniva fatto da persone che si andavano all'interno per lavarsi e fare le loro cose e non erano a servizio della comunità. Dopodiché è stata presa un'iniziativa con i locali
di Via Nievo di chiudere alle 3 e non più andare avanti fino a oltranza, fino al mattino, in maniera da limitare che chi usciva dalla Capannina non uscisse dalla Capannina alle 3, che è l'orario di chiusura, e dopodiché si fermasse qui in piazza a fare di tutto fino al mattino, e quindi creava disagio. Abbiamo, in accordo sempre con l'amministrazione comunale, che è stata al mio fianco in maniera molto decisa su certe iniziative, messo a disposizione delle forze dell'ordine un parcheggio fronte qui che era un carico e scarico, e chiuso dall'1 di notte alle 7 del mattino la Galleria Schiavon per il sabato notte. Questo limita molto il presidio in piazza da parte di persone che non hanno neanche diritto di stare in piazza. Vengono definiti maranza, sono per lo più giovani o giovanissimi quelli, le persone che insomma si rendono protagonisti di questi atti, che vanno anche a minare non solo la sicurezza ma anche il decoro della piazza stessa. Guarda, in maranza sono tutti quei ragazzini dai 18, forse anche 16 anni ai 20 anni, che vengono qua e devono imitare qualche rapper o qualcuno che gli traccia un po' la strada, e devono farsi notare. Una volta si facevano altre cose, magari col motorino si andava da qualche parte, sono cambiati i tempi. Purtroppo oggi si va a estremizzare molto, perché bisogna comunque far vedere che sia qualcuno con questi gesti. Io ritengo che la strada tracciata con l'amministrazione e il comitato sia importante, e abbiamo definito un percorso. Il percorso è quello di dare alla piazza un significato di salotto, e questo è importante che venga recepito da tutti. Grazie Massimo. Assessore, passo da lei, proprio perché poco prima di prendere la linea ci diceva che possiamo fare qualsiasi cosa, ma di certo quello che succede è che Jesolo diventa una grande città d'estate, e quindi assorbe i problemi che esistono già nelle grandi città, e che sono problemi di base culturali e sociali. Sì, esattamente questo. Jesolo è una città che normalmente ha 27.000 abitanti, che ormai vive 12 mesi l'anno, quindi è una città costantemente attiva, ma durante il periodo estivo diventa un grande capoluogo di provincia, perché contemporaneamente abbiamo dalle 200-250.000 persone, quindi parliamo di Venezia e Interland, quindi stiamo parlando di una città a tutti gli effetti, che come tale assorbe in realtà quelli che sono problemi che normalmente in queste città invece purtroppo hanno tutto l'anno. Quello che a me non piace molto è quello di etichettarli con etichette facili, che poi riassumono un po' il contesto, che è quello di maranza, di mala movida, perché sembra quasi un stigmatizzare un problema. Il problema non sono 10 disgraziati che arrivano in città e che creano disagio, che sono un problema, ma su questo la città è pronta ad intervenire, e le iniziative che sta mettendo in campo assieme anche ai privati stanno dando risposte, perché rispetto a 4 anni fa la situazione è comunque molto migliorata. Quello che non è migliorato è la situazione sociale legata a questi giovani che 11 mesi l'anno nelle città, un mese all'anno a Jesolo, creano questi disagi. Ripeto, come accennava, il problema non è puntuale, è un problema più sociale, culturale, e forse più che a botte di ordinanza o di norme, sebbene siano importanti a risolvere il problema puntuale, c'è bisogno proprio di un percorso culturale che migliori questa situazione, perché credo che alla lunga non basteranno più neanche le ordinanze. Proprio su questo, Lina, ti lasciamo con un video che è stato girato da alcuni residenti proprio in un esercizio commerciale della zona sabato mattina. Vuole casino? No! Io ferma! Ferma ya zebbi! Ferma ya zebbi! Ferma ya zebbi! Per favore! Ferma ya zebbi! Guarda, non sta che... No, vai fuori! Vai fuori! No, basta! Basta! Dio posto! Basta! Signori! Basta! Basta! Piano, Daniele! Daniele! Basta! Fermi! Basta! Basta! Fermi! Immagini davvero che impressionano, quelle che arrivano da Jesolo, lo avete sentito. Grazie Edi Calimane e Sandro Ponchio, grazie naturalmente agli ospiti, il presidente del comitato civico di Piazza Mazzini, l'assessore al turismo, per aver fatto il punto su queste panchine anti-maranza, che poi sono un tassello naturalmente di tutto quello che si sta cercando di fare per contenere le intemperanze, ma poi ci sono episodi come quello che avete appena visto in un supermercato, addirittura la presenza di tante persone che
sono difficilissimi e lo abbiamo ampiamente mostrato da contenere. Estate c'è tra l'altro fenomeno, mentre ci si sposta nelle località di villeggiatura, mare, montagna, si va in vacanza, si lasciano spesso e volentieri anche le case vuote e allora ci sono i ladri che imperversano, ma sappiamo benissimo in questi ultimi mesi che non si fanno scrupolo a tentare di entrare nelle abitazioni anche quando c'è all'interno qualcuno, e allora si rischia davvero di fare dei brutti incontri. Andiamo subito a Bassano del Grappa in diretta con Vanessa Banzato, Fabio Falliero per parlare proprio di minuti di grande paura che si sono vissuti nel quartiere San Michele. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, davvero momenti di grande apprensione, grande paura, tanta paura, soprattutto per un ragazzino che vive in quartiere San Michele, che si è trovato faccia a faccia con i ladri che stavano cercando di entrare nella sua abitazione. E ancora adesso il ragazzino è davvero sotto shock e possiamo ben immaginare quanta il terrore che si provi nell'affrontare un momento del genere, essendo così giovani. E con me il presidente di quartiere San Michele, Enrico Feltrin, perché questo è soltanto uno degli episodi che si sono verificati e che si stanno verificando anche in una zona così tranquilla come San Michele, Presidente. Assolutamente sì, diremo che San Michele è sempre stato generalmente tranquillo, ma sono 2 settimane che si stanno verificando degli episodi veramente incresciosi, fra tentati furti, truffe, rapine, diremo di biciclette, furti. È veramente una situazione incresciosa e diremo che il sentore dei cittadini è quello un po' di scoramento e di soprattutto attenzione verso questi fatti che succedono purtroppo anche e soprattutto in orari, diremo che già il periodo è strano di per sé, e in orari anche non usuali, cioè prima soprattutto tra le 11 e mezzanotte. Quindi siamo ne chiamiamo la prima serata, ecco, non siamo a notte inoltrata. Oltre a questo ragazzino, questo adolescente che si è trovato faccia a faccia con i ladri, lei si riferiva anche a un altro ragazzino che aveva lasciato la bicicletta, era andato a farsi una camminata proprio qui vicino alle cascate che ci sono in quartiere San Michele. Tornando a prendere la bicicletta è stato aggredito da 2 uomini incappucciati, quindi, e poi la truffa ai danni di persone anziane. Sono le persone più fragili, le fasce più fragili della popolazione che vengono toccate in quest'ultimo periodo, e la cosa pesa ancora di più. Sì, assolutamente, pesa perché appunto le fasce deboli sono toccate, ma pesa ancora di più perché a San Michele questi fatti così concentrati in 2 settimane non si erano mai ripetuti. Noi subito ci siamo allertati e io ringrazio veramente i cittadini per questa collaborazione che hanno con il Consiglio di quartiere. Noi quasi in tempo reale siamo venuti a conoscenza appunto di questi fatti. Questo ci ha permesso innanzitutto di indirizzare i cittadini nel fatto di dire fate denuncia immediatamente, ma soprattutto siamo in costante contatto con l'amministrazione comunale e con l'assessore di riferimento. Proprio in questo fine settimana il Consiglio di quartiere ha inviato una PEC per richiedere appunto maggiore attenzione, maggiore sorveglianza e maggiori controlli qui a San Michele. Qui a San Michele, dove almeno in maniera ufficiosa funziona ancora ed è più che mai attivo il controllo di vicinato. Assolutamente sì, il controllo di vicinato era uno delle bellissime iniziative che erano state fatte tanti anni fa. Tra l'altro uno dei 3 quartieri che in via sperimentale le aveva provata era proprio San Michele. Diremo che purtroppo dopo un anno, dopo 2 anni circa, questa cosa non si è più potuta prorogare, ma di fatto qui a San Michele, grazie alla collaborazione appunto stretta che c'è fra i cittadini e il nostro Consiglio di quartiere, appunto questo diremo di fatto continua, e questo è una cosa, un plus che veramente ci fa tanto onore soprattutto ai cittadini, perché questa rete, questa maglia che si è creata appunto con tutti noi è solo una cosa positiva.
che però non basta, come non bastano tutte le telecamere, non bastano gli allarmi che vengono posizionati non soltanto nelle varie abitazioni ma anche nelle aziende. Noi qualche giorno fa vi abbiamo parlato di quell'assalto a un'azienda di Mussolente, un'azienda orafa di Mussolente, dove per fortuna non sono riusciti a rubare ma hanno creato danni importantissimi alla struttura. E allora chiederei alla regia proprio di mandare in onda la dichiarazione che ha fatto il titolare della Nuovi Gioielli di Mussolente, il totale proprio scoramento, la rabbia che c'è in queste persone che dicono abbiamo dedicato una vita al lavoro e poi questo è quello che succede. Con questo servizio, Lina, io ti ricedo la linea. Io mi ritengo di essere in guerra in questo preciso momento. A parlare Ivano Torresani, il titolare della Nuovi Gioielli, l'azienda orafa di Mussolente assaltata l'altra notte da una banda di malviventi. In 5 minuti hanno fatto il disastro senza riuscire a portare via nulla, hanno bloccato le strade attigue alla ditta con mezzi rubati, hanno sfondato il cancello e le porte blindate con il trattore di una vicina azienda agricola e una volta dentro hanno fatto esplodere un ordigno per aprire la cassaforte che però ha retto. Bene da una parte perché se ne sono andati a mani vuote, male per i danni causati e per la situazione che si è creata. Gli imprenditori del settore si sentono totalmente impotenti, costretti a una guerra che non possono e non vogliono combattere, non ce la fanno più. Vi sentite abbandonati anche dallo Stato? Soprattutto dallo Stato, soprattutto da quelle persone che si ritrovano nei salotti a discutere, a parlare di tante belle cose, però dopo nella vita quotidiana ci siamo noi, qui ci sono famiglie, bisogna difendere le famiglie e questi ben pensanti, questi politici da salotto non si rendono conto di questo. Uno sacrifica una vita, se ci fosse un minimo di garanzia della pena, io credo che certe situazioni, non le risolveremo tutte sicuramente perché sarebbe utopistico, però certe cose non succederebbero. Tanto vale, lasciamo aperto, adesso mettiamo neanche più i cancelli, venite, fate quello che volete, io consegno le chiavi al politico di turno che tanto si spreca in parole di buonismo e quant'altro e dopo gli dico fai te impresa. Porta avanti te un'azienda con 80 dipendenti. Cioè, non lo so. Lo sentite, lo scoramento è sempre lo stesso, davvero la grande delusione e la rabbia dopo questi episodi. Dopo questo colpo era intervenuta anche la sindaca di Mussolente che sta valutando come cercare di tutelare con i mezzi naturalmente che i sindaci hanno il proprio territorio, il proprio comune e punta a un progetto di videosorveglianza partecipata. Dopo l'assalto alla ditta orafa di Mussolente, la sindaca Elena Bontorin lancia il progetto della videosorveglianza partecipata, un progetto oggi unico nel Veneto che andrebbe a potenziare concretamente la rete di controllo sul territorio, perché la situazione con continui colpi in abitazione, colpi in azienda sta diventando davvero insostenibile. Io mi sono sentita anche con il proprietario, con tutta la famiglia nella giornata di ieri. I danni sono tanti, ci vorrà un po' per rimettersi in piedi. E di questo mi dispiace, però almeno sappiamo che anche questa volta non ce l'hanno fatta perché non era la prima volta che ci tentavano. È un progetto che in realtà ho nel cassetto già da 1 annetto e mezzo, ma che ho chiesto appunto al nostro comandante di polizia locale di accelerare i passi necessari per attualizzarlo, perché sarà poi un vero e proprio regolamento che metteremo in piedi di videosorveglianza partecipata. Cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini, i privati, le imprese, i nostri imprenditori possono contribuire alla videosorveglianza che abbiamo sul territorio, quindi contribuire all'acquisto di nuovi varchi che sono importantissimi ancora più delle telecamere per individuare quei movimenti magari anche nei giorni precedenti che ci danno i segnali che magari c'è qualcosina che non va sul territorio e quindi andremo a creare questo regolamento dove il privato o anche un insieme di privati che si possono mettere in consorzio tra loro possano contribuire.
Così la sindaca, poi avete sentito ragazzino che si è trovato faccia a faccia con i ladri. Ebbene, in via Castellana a Montebelluna, siamo nella Marca trevigiana, una ragazzina che ha scoperto i malviventi davanti alla sua abitazione ha chiesto aiuto ed è stata addirittura presa a sassate. 3 o forse 4 i malviventi vestiti di nero addosso il passamontagna. È quasi l'una di notte, si aggirano fra le case nel quartiere Posmon a Montebelluna. Alla finestra una ragazzina di 12 anni sente dei rumori, si accorge di loro e grida terrorizzata. Di tutta risposta i ladri raccolgono dei sassi e glieli lanciano contro. Ha provato di guardare dalla sua finestra e in un attimo arriva un sasso. Ha visto che ci sono dei ladri nella casa, quella davanti a noi, e quindi così. E ha preso paura, immagino. Sì, tanto. Fortunatamente le pietre non colpiscono la dodicenne, ma entrano nella stanza. Tanta la paura, ci racconta la mamma della ragazza, soprattutto il fratellino che sente tutto. Soprattutto il bambino piccolo. Abbiamo fatto fatica ieri per farlo addormentare. Perché diceva, piangeva, aveva paura che tornassero. Sì. E stamattina le ho detto guarda non ci sono più, i carabinieri hanno fatto il loro lavoro, l'hanno cacciati, non ci sono più e quindi stiamo provando magari di calmarlo in qualche modo. I genitori urlano che ci sono dei ladri e attirano l'attenzione dei vicini che escono di casa e chiamano i carabinieri. Erano delle bestie, ci dice una signora, saltavano da una recinzione all'altra con il volto coperto a trovare i sassi lanciati ai proprietari di questa villetta. Li ho trovati qui fuori, certo. Ecco, che cosa ha sentito lei qua? Io sentivo i ladri, aiuto, i ladri. E non ho fatto caso subito, ecco. E quando è uscita invece si è resa conto? Mi sono reso conto perché hanno chiamato anche i carabinieri, sono arrivati subito. La casa di questa signora è stata presa d'assalto dai ladri qualche tempo fa. Hanno rotto la porta della centrale, sono entrati, hanno fatto il giro di tutta la casa, però hanno portato via poca roba e forse indisturbati sono usciti. Forse i malviventi che tenevano la zona sotto controllo da alcuni giorni volevano entrare nelle villette chiuse perché i proprietari erano in ferie. Sono stati veloci. Per ultimo, di là che sono in ferie, sono saltati di là, basta, più visti. Una strada questa solitamente trafficata ma che in questo periodo è chiusa per lavori. Probabilmente i ladri hanno tentato i colpi pensando di agire indisturbati. La paura è stata tanta. Quanta paura avete ora? Tanta, sto tremando, adesso sono ancora un po' agitata, sì. Questo è il racconto raccolto dalla nostra Daniela Sizzia. Torniamo a Padova, rubano 6.000 euro di prodotti per l'igiene e la pulizia in un supermercato, ma incappano in un controllo dei carabinieri di Este che denunciano 2 cittadini dell'Est Europa. Era piuttosto sospetto il SUV con targa italiana fermato dai carabinieri a Este mentre viaggiava lungo la strada regionale 10. L'occhio dei militari non ha sbagliato, infatti dal bagagliaio sono saltate fuori 8 buste della spesa con prodotti per l'igiene, spray antizanzare, cosmetici anche di pregio, ricambi per spazzolini elettrici, indumenti e materiale per le pulizie domestiche per un valore totale di oltre 6.000 euro rubati poche ore prima in un supermercato polesano. I 2 occupanti del SUV, risultato noleggio, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Si tratta di 2 trentenni dell'Est Europa, entrambi senza fissa dimora. E poi ci sono le truffe che si moltiplicano, purtroppo lo sapete, ne parliamo di continuo. Raggirati da finti carabinieri, ancora un caso ai danni di anziani, siamo a Treviso, nel mirino stavolta dei malviventi, una coppia di coniugi residenti proprio in città, rubati tutti i gioielli di famiglia. L'allarme della polizia in un periodo che vede purtroppo un incremento dei casi. Non fate mai entrare nella vostra abitazione degli sconosciuti anche se indossano la divisa, così il monito della polizia. L'ennesimo caso di truffa agli anziani è quello che vede protagonista una coppia di coniugi residenti a Treviso contattati al telefono da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine. Sono state preventivamente raggiunte dalla telefonata di qualcuno che diceva di essere una forza di polizia e comunque di avere la necessità di andare a fare una perquisizione in casa alla ricerca di una qualche prova di un reato commesso da loro.
coppia di anziani. Perché dicevano che erano stati trovati degli elementi per cui su una scena di un reato riconducevano a loro. Poco più tardi i truffatori si sono presentati alla porta di casa della coppia che ha commesso l'errore di farli entrare. Queste due persone hanno potuto fare quello che volevano, ossia da un lato hanno distratto e dall'altro intanto un'altra persona arraffava quelli che erano, diciamo, i loro oggetti importanti e preziosi, e queste sono le cose che fanno veramente male. Quindi anche qualora dovesse succedere una cosa del genere, ribadiamo quello che dicevamo un attimo fa, la telefonata, prendiamo appunti e se abbiamo qualche dubbio, e mi raccomando, analizzate bene la situazione, fate una chiamata al 112. L'appello delle forze dell'ordine, quelle vere, è sempre lo stesso: non far entrare mai in casa persone sconosciute, anche se si qualificano come carabinieri, e verificare sempre quanto vi viene detto, anche in caso di telefonate, chiamando il 112. Nelle ultime settimane si sta assistendo in tutta la provincia ad un notevole incremento degli episodi di truffe agli anziani, per questo è importante prestare la massima attenzione. Questo dunque è l'appello per cui davvero stiamo in allerta. Allora andiamo a Padova adesso. Abbiamo visto poco fa il video di un giovane uomo che ha dato in escandescenza in un supermercato di Jesolo. Padova registra invece una rissa in piazza De Gasperi, anche qui con il video della violenza. Parliamo sempre di soggetti stranieri, video che naturalmente, come spesso accade, sta facendo il giro dei social. Allora Valentina Visettini e Federico Cibotto stanno seguendo per noi questo episodio. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, noi ci troviamo in piazza De Gasperi, all'angolo opposto. Lì è venuta la rissa tra persone, tra stranieri, e questo video, che è stato ripreso da alcuni residenti, sta facendo ormai il giro di tutte le chat di quartiere e dei social, perché c'è preoccupazione. Qui in piazza De Gasperi siamo molto vicino alla stazione di Padova, ai margini di quella che è la zona rossa della città, e quindi sottoposta ai controlli delle forze dell'ordine, eppure avvengono questi episodi, questa rissa piuttosto violenta. Le vedete nelle immagini, a contendersi molti uomini che si prendono a calci e a pugni. Ad un certo punto uno di loro estrae anche una cinghia e la rotea, minacciando appunto gli altri partecipanti alla rissa. Qualcuno tenta di dividerli, ma questo va avanti per parecchi minuti. Purtroppo non è il primo caso. Poche settimane fa una ragazza era stata picchiata mentre scendeva di casa e stava andando in ufficio a trovare la mamma. Il papà ci ha raccontato proprio la paura che ha della figlia e il dolore, perché è stata appunto presa a schiaffi e strattonata da alcune persone che stavano litigando in strada. I residenti chiedono più attenzione e una risposta anche attraverso le telecamere di videosorveglianza, che dovrebbero riuscire ad identificare questi violenti. Noi abbiamo sentito e raccolto la testimonianza di Amedeo Levorato, che fa parte della consulta di quartiere 1 ed è anche, fa parte anche dell'associazione Stop Degrado Padova, che spesso denunciano episodi di mala movida, ma anche di risse in strada, come quella avvenuta appunto pochi giorni fa qui in piazza De Gasperi, dove ci troviamo. Io vi lascio con le parole di Amedeo Levorato, poi riprendiamo la linea, perché ovviamente c'è ancora cronaca per quanto riguarda Padova. Ci sono diverse chat dei vari comitati e la situazione, probabilmente complice il caldo, si sta un po' degradando. Ora non si incolpa nessuno, perché il caldo vale anche per chi lavora, e ringraziamo anche il questore e il prefetto di intervenire sempre. Non facciamo neanche una colpa all'amministrazione, ma se si dice che ci sono queste 1000 telecamere, evidentemente c'è un lavoro di base da fare, di preparazione, di analisi della situazione, per impedire che succedano queste recrudescenze, perché non si tratta del fatto impulsivo, poi tra l'altro non era neanche eccessivamente violento, però sono cose che sono sgradevoli per i residenti. I residenti hanno avuto diversi eventi nelle ultime settimane, questo è un po' l'apice di tutta una serie di situazioni in cui è stata anche malmenata una ragazza. Capisco che non si può intervenire immediatamente in tutte le situazioni di difficoltà, però occorre un lavoro di preparazione preliminare.
di analisi, le facce di queste persone si vedono, si conoscono, bisogna adottare dei provvedimenti restrittivi, bisogna adottare dei provvedimenti in modo da dissuaderli dal fare questo tipo di cose. Ho la sensazione, parlando anche con altri colleghi di altre aree, che ci siano in atto diverse associazioni di natura mafiosa tra questo tipo di organizzazioni. Mafiosa cosa significa? Significa che si proteggono l'un l'altro nello svolgere questo tipo di fatti criminosi sostanzialmente. Una sorta di rissa tra bande, tra... Esattamente così. Ripeto, i cittadini, quelli normali che pagano le tasse, che vanno a lavorare, vorrebbero essere tutelati. E Piazza De Gasperi è sempre stata al centro di molti controlli da parte delle forze dell'ordine, anche di provvedimenti dell'amministrazione comunale, una su tutti, quelle barriere anti-bivacco che sono state posizionate lungo le murette delle aiuole in questa piazza, proprio per evitare i bivacchi che sono frequenti in questo angolo a pochi passi dal centro storico, ma punto di collegamento con la stazione di Padova. Purtroppo quello di Piazza De Gasperi non è l'unico episodio di violenza che si è registrato a Padova negli ultimi giorni. Sabato vi avevamo raccontato di una rissa in un bar del Cavalcavia Borgomagno, sempre vicino alla stazione, dove dopo appunto una colluttazione era deceduto un uomo che era stato spinto a terra durante un diverbio violento scoppiato all'interno del bar. Il questore ha disposto la chiusura del locale, ma anche la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale, per capire le cause del decesso, e quindi oggi è prevista l'autopsia sul corpo del 47enne. Il servizio e poi la linea può tornare allo studio. È prevista nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Kamral, il 47enne marocchino deceduto dopo essere stato coinvolto in una rissa all'interno del bar Borgomagno all'Arcella, chiuso sabato dal questore di Padova Marco Dorisio dopo questo ennesimo episodio di violenza. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. Il medico legale dovrà analizzare anche gli esami tossicologici eseguiti sul corpo del 47enne, deceduto in ospedale dopo 8 giorni di ricovero. L'uomo lo scorso 29 giugno era rimasto coinvolto in un diverbio a causa delle slot machine. La lite era sfociata in una violenta colluttazione con un altro avventore, un 60enne cinese. Il 47enne era caduto a terra e aveva sbattuto la testa contro un tavolino ed era stato portato d'urgenza in ospedale dai soccorsi, allertati dalla polizia intervenuta sul posto. L'autopsia vuole chiarire le cause del decesso, capire se Raal fosse sotto l'effetto di alcol o droga e possa aver perso l'equilibrio, o se sia stato un pugno sferrato dal 60enne cinese a farlo cadere. Nel frattempo, visto le frequentazioni del locale ai piedi del Cavalcavia Borgomagno, non nuovo ad episodi di violenza, il questore ha sospeso la licenza per 90 giorni. E allora grazie ai colleghi di Padova, Valentina Visentin, Federico Cibotto, per questi aggiornamenti. Non ci spostiamo dalla provincia euganea. Alloggiava in una affittacamere, aveva la droga in auto pronta per essere spacciata, un 21enne albanese che è stato arrestato dai carabinieri a Ospedaletto Euganeo. A fine giugno un 21enne albanese era stato arrestato in piazza Maggiore Este. Il 9 luglio sempre un 21enne albanese è stato arrestato dai carabinieri a Ospedaletto Euganeo. I militari da qualche giorno erano sulle tracce del pusher che si muoveva con accortezza utilizzando 2 diversi veicoli, entrambi messi sotto controllo. Proprio seguendo lo spostamento di una di queste auto, i carabinieri della compagnia di Este hanno assistito alla vendita di una dose di cocaina. Da qui il fermo del pusher, che in auto aveva altre 4 dosi di polvere bianca. Durante la perquisizione è emerso che il secondo veicolo fungeva da magazzino. Qui sono state infatti trovate e sequestrate una 50ina di dosi di cocaina. Il 21enne alloggiava presso un affittacamere della zona, dove sono stati rinvenuti anche 3.500 euro in contanti. Il giovane albanese è stato arrestato e dopo la convalida del fermo portato in carcere a Rovigo. Nel giro di 2 settimane sono 2 cittadini albanesi alloggiati presso strutture ricettive arrestati dai carabinieri nella zona di Este per spaccio. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati. Focus TG in questo lunedì, lo avete sentito, finora davvero ricco di cronaca. E allora subito sul sito del Corriere del Veneto, perché
Attenzione che ve lo ritrovo la notizia che vi volevo dare, eccolo qua, montagna, escursionista di 74 anni disperso, abbiamo sentito delle urla, poi è sparito, le ricerche sono ripartite questa mattina, siamo nella zona del Col di Roanza, i familiari hanno segnalato che non è più rientrato a casa, l'auto è stata trovata in un parcheggio e dunque l'alert era già stato dato nella mattinata di ieri intorno alle 8 dalla centrale, alla centrale del 118 da alcuni escursionisti che avevano, come avete visto, sentito una voce che chiedeva aiuto a provenire da un luogo imprecisato tra Col di Roanza e Ponte Mariano. Sul posto l'elicottero Falco 2 che ha effettuato una ricognizione, elicottero di SUEM e Soccorso Alpino, sbarcando il tecnico di Elisoccorso che chiamando però non ha ricevuto alcuna risposta. Le squadre a terra hanno percorso i principali sentieri. Dal momento che dall'inizio delle ricerche in poi non ci sono state più segnalazioni di grida, essendo il luogo in quel momento molto frequentato, dopo aver verificato le zone possibili senza alcun riscontro, verso le 11:30 in accordo tra gli enti le ricerche si sono fermate. Stanotte è arrivata poi la segnalazione effettivamente del mancato rientro di questo 74enne di Conegliano, la cui auto è stata poi rinvenuta parcheggiata, come detto, alle case Bortot. Ricerche riprese ed è arrivata però la segnalazione di una donna che avrebbe visto l'uomo che non ha il cellulare alle 7 al parcheggio. Le squadre dunque si stanno muovendo in tutta l'area per cercare di risolvere questo caso che riguarda, lo avete sentito, un 74enne della provincia di Treviso, in particolare di Conegliano. Naturalmente in molti si recano in montagna in vacanza o in giornata in cerca di refrigerio o per compiere un'escursione. Turisti che spesso sottovalutano purtroppo i pericoli della montagna o affrontano queste giornate, queste camminate senza la dovuta preparazione o attrezzatura. E crescono ogni anno gli interventi proprio da parte del soccorso alpino. Con l'arrivo dell'estate riparte Montagna Consapevole, che è la campagna per la prevenzione degli incidenti. Noi siamo in questo momento appena rientrati e prendo questo spunto come esempio da un recupero nelle Dolomiti d'Ampezzo per un escursionista che aveva sbagliato sentiero. Ha sbagliato sentiero andando a mettersi in una condizione veramente pericolosa, in una parete quasi verticale, dove siamo dovuti intervenire con l'uso del vericello, proprio perché, a detta sua, stava seguendo correttamente una traccia scaricata da internet. Ecco uno dei tanti esempi di cosa non fare quando si affronta la montagna. Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle escursioni torna il tema della sicurezza in montagna. Sono in aumento costante gli interventi del soccorso alpino, spesso dovuti ad una preparazione insufficiente o ad una sottovalutazione dei rischi da parte degli escursionisti. Ecco che riparte Montagna Consapevole, la campagna della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi per diffondere la cultura della prevenzione. Dobbiamo comunque aver ben presente l'andamento meteorologico della giornata. In questi giorni di caldo è importante idratarsi, è importante avere tutte le accortezze per non patire il caldo e la disidratazione, e questo mi fa collegare per esempio a una corretta pianificazione della gita durante la giornata. Bisogna partire nelle ore proprio mattutine, fresche. Dobbiamo appunto continuare a verificare sempre l'adeguatezza della nostra attrezzatura e le nostre capacità in relazione ai nostri compagni di gita, che a dettare il ritmo sarà sempre comunque il compagno più in difficoltà o più debole del gruppo, e quindi anche nel calcolo dei tempi di percorrenza dovremo andare a fare queste considerazioni. Ci vuole grande attenzione purtroppo anche negli spostamenti in strada. Abbiamo visto in queste settimane davvero una strage purtroppo sulle nostre strade. Un punto nero della viabilità veneta da sempre è la Romea, lungo la quale si è verificato nelle scorse ore un altro incidente mortale. A Sant'Anna di Chioggia ha perso la vita un ragazzo di 20 anni di Rosolina, la quinta vittima in pochi mesi. Vediamo il servizio tra poco.
Ancora qualche secondo per trovare questo incidente che la redazione di cui la redazione ha fatto la cronaca, la redazione di Treviso, sulla morte lungo la Romea di un ventenne di Rosolina. Vediamo se è pronto. Allora attendiamo un attimo. Andiamo al degrado a Treviso della zona della pescheria, raccontato dal nostro Lucio Zanato. In zona pescheria, nel cuore di Treviso, continuano le situazioni di difficoltà con cittadini e commercianti esasperati. Abbiamo già fatto segnalazioni al Comune. Il carrello utilizzato come giaciglio per dormire, un bivacco di fortuna nel cuore di Treviso, dove più volte commercianti e cittadini hanno chiesto maggiori controlli. Non è certo un bel biglietto da visita, ci dicono, soprattutto perché in questa parte della città transitano tantissimi turisti. Parliamo del cuore del centro storico di Treviso, ci vuole un occhio di riguardo, abbiamo già fatto i nostri esposti, anche perché è una zona di mercato. Perché se nell'isola in mezzo al Cagnan la situazione non è facile, non va meglio nell'area del mercato ortofrutticolo. C'è una zona che bivacca, però c'è un assembramento di personaggi un poco raccomandabili. Comunque penso che il Comune si adopererà chi per esso per risolvere la questione. Speriamo il più presto possibile. Ma a questo si aggiunge una situazione di degrado assoluto proprio all'ingresso della piazzetta San Parisio. La titolare di un negozio ogni mattina cerca di pulire. Non so se il Comune, per carità, è bravo il nostro sindaco, bravissimo, però qualche volta che venga una passeggiata a vedere la pescheria. E lei da stamattina che sta pulendo qui? Sì. Alle 5 del mattino la signora Luisa passa di qua, pulisce, cerca di lavare per togliere l'odore sgradevole che aleggia nella zona. In quest'area il degrado regna ormai da tempo. Siamo in centro. Ma cosa serve? Cosa serve? Adesso può toccare le ciglia. I turisti seduti a pochi passi nei tavolini dei locali turistici di Treviso, sullo sfondo le zone più belle della città, forse con qualche bivacco di troppo e qualche rifiuto abbandonato nella notte. Adesso siamo in grado di mostrarvi il servizio allora sull'ennesimo incidente mortale lungo la Romea, vittima come detto un ragazzo di appena 20 anni. Non sono neanche le 7 del mattino di questa calda domenica di luglio. Carlo Boscolo, 20 anni, di Rosolina, è alla guida della sua auto e percorre la Romea in direzione Ravenna. All'altezza del ponte sul Brenta a Sant'Anna di Chioggia, l'auto esce improvvisamente di strada e finisce nel fossato. Per il giovane non c'è nulla da fare, il ventenne muore sul colpo. Cosa abbia causato l'incidente ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 con l'elicottero e l'ambulanza, che hanno tentato invano di rianimare il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, nel provocare l'uscita di strada non sarebbero coinvolti altri veicoli. La morte di Carlo Boscolo arriva ad una settimana da quella del motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, 62 anni, e a 8 da quella del centauro, 34enne Andrea Favaro di Oriago di Mira. Dallo scorso marzo sono 5 le persone ad aver perso la vita in incidenti sulla Romea. Ed ora il dramma di un'altra vita spezzata sulla statale 309, una delle strade più pericolose d'Italia, della messa in sicurezza della quale si parla da 30 anni senza che nulla sia stato fatto. Da parte mia, come sindaco di Chioggia, esprimo le condoglianze ai familiari, il papà e la mamma di Carlo e a tutti i familiari e i loro amici. Si sta parlando di Romea anche in questi giorni, purtroppo in un mese 5 incidenti mortali, ma come ribadisco sempre, la strada è lì ferma. Questi incidenti accadono per disattenzione, per un colpo di sonno, per una distrazione, per la velocità. Sono tante le cause per gli incidenti stradali. È giusto parlare di Romea, è giusto dire mettiamola in sicurezza, perché la Romea, se sbagli, non perdona, questa è la verità. Però tutto, ripeto, tutto dipende solamente da chi è alla guida dei veicoli. Però
Carlo purtroppo ha perso la vita questa mattina nel nostro territorio comunale e questo chiaramente ci rende molto tristi. E nelle scorse ore c'è stato anche l'ultimo saluto a Jessica Giovanna Laface, la 32enne che è morta lo scorso sabato, non questo, quello ancora precedente, nel tragico incidente stradale lungo l'argine del Piave a Salgareda mentre si trovava in sella alla moto con il 37enne Francesco Paolo Feccarotta. Vediamo. Il rombo delle moto, i palloncini bianchi, le lacrime dei familiari, degli amici. L'ultimo saluto nella sua città, Reggio Calabria, a Jessica Giovanna Laface, la 32enne morta a Salgareda, in sella alla moto del 37enne Francesco Paolo Feccarotta. Nelle immagini di Reggio Today, i centauri accanto alle due ruote, i caschi in mano, alzati al cielo. La salma, partita da Oderzo, è arrivata nel quartiere Archi, dove la 32enne era cresciuta. Sul feretro una foto di Jessica con quel sorriso contagioso, il casco, la tuta da motociclista. Lei chiamava le moto la libertà, la vita. Una chiesa gremita di cittadini che si sono stretti attorno ai familiari della donna che da anni viveva nel Trevigiano. Le parole di chi aveva conosciuto ed amato Jessica: non ti dimenticheremo mai. Sull'incidente la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale che vede come unico iscritto nel registro degli indagati l'automobilista 56enne contro cui si è schiantata la moto BMW con in sella le due vittime. E sul fronte della sicurezza stradale scattano le nuove regole legate agli autovelox, se ne è a lungo parlato. Stop agli apparecchi non omologati, tornano ad accendersi 3.000 nel territorio nazionale, ritenuti invece legittimi. Decreto atteso da 34 anni, è entrata in vigore la rivoluzione autovelox che mette nero su bianco regole chiare ed omogenee, 850 i dispositivi che dovranno essere spenti ed ottenere un'omologazione per tornare attivi. Ben 3.000 nel territorio italiano invece sono già considerati legittimi con caratteristiche tecniche per essere considerati omologati. Quindi ad oggi, con il decreto che è entrato in vigore, perché un apparecchio autovelox possa considerarsi legittimo deve avere un'autorizzazione preventiva del prefetto, almeno per le strade urbane e le strade extraurbane ordinarie. Poi l'inserimento in una piattaforma ministeriale che era stata attivata nel novembre scorso e la conformità a questo decreto di oggi e quindi all'elenco che è allegato al decreto. Anche i comuni veneti dovranno adeguarsi alla normativa. Dobbiamo ancora fare delle verifiche perché bisogna appunto verificare che i comuni proprietari degli apparecchi o gli altri enti che li hanno installati abbiano inserito nella piattaforma ministeriale l'apparecchiatura, che siano tarati e che abbiano quelle caratteristiche tecniche che sono nell'allegato del decreto è entrato in vigore oggi. Da oggi, quando vengono contestate le sanzioni, nella contestazione vanno messe gli estremi della tipologia, marca, apparecchio, data di produzione, proprio per renderlo coerente col decreto. Finisce l'era delle incertezze, spiega Carlo Rapicavoli, direttore ANCI Veneto. L'auspicio è proprio questo, che si ponga fine a questa fase di incertezza, perché è giusto che ci siano delle regole chiare, sia per chi deve fare i controlli, sia per il cittadino che subisce la sanzione, non dimenticando che l'eccesso di velocità è una delle cause principali dell'incidentalità e quindi anche della mortalità sulle strade, e quindi non può essere trascurato questo aspetto della sicurezza legato a questioni di tipo formale. Speriamo che questa sia veramente la volta buona per superare ogni incertezza. Il Veneto è tra le regioni che incassano di più dalle multe per eccesso di velocità. Nel 2025 Padova è il quarto capoluogo d'Italia per incassi da autovelox, con oltre 5,7 milioni di euro. Treviso al nono posto con quasi 3 milioni di euro e Venezia decima con quasi 2 milioni e mezzo. È stato identificato il corpo ripescato a Mirano nel Muson in via Bastia Fuori. Si tratta del 24enne Alex Favaro di Noale. Per chiarire le cause del decesso la magistratura ha disposto l'autopsia. Sul corpo non sembrano esservi tracce che portino a ipotizzare una morte violenta. Il 24enne potrebbe essere scivolato nel canale dopo aver perso l'equilibrio, forse anche per un malore. Al momento non si possono escludere tuttavia anche le altre
altre ipotesi. Già giovedì scorso una residente in una delle abitazioni che si affacciano sul Muson aveva sentito un tonfo e una richiesta d'aiuto. La donna aveva lanciato l'allarme ma non era stato trovato nulla fino a 2 giorni fa, quando un passante ha visto un corpo galleggiare a 2 passi dalla piazza di Mirano. Ergastolo chiesto dalla Procura, soluzione invocata dalla difesa, si avvia alle battute finali davanti alla Corte d'Assise di Vicenza. Il processo a Paola Pettinà, la badante accusata di aver ucciso un'anziana e di aver tentato di uccidere altre 3 persone. La sentenza è attesa per il 9 di ottobre. Sarà il 9 ottobre, il giorno della verità nel processo alla presunta badante killer Paola Pettinà, la 48enne di Bolzano Vicentino, imputata davanti alla Corte d'Assise di Vicenza per un omicidio e 3 tentati omicidi. Dopo la requisitoria della Procura è stata la volta della difesa. L'avvocato Roberto Busa ha chiesto l'assoluzione per le accuse più gravi, sostenendo che non sia stata raggiunta la prova che la morte dell'anziana assistita sia stata provocata dalla somministrazione di psicofarmaci. Secondo la difesa, il decesso è invece riconducibile al progressivo aggravamento delle condizioni cliniche della donna. Nell'ultima udienza, il pubblico ministero Maria Elena Pinna aveva modificato uno dei capi di imputazione, riqualificando un'ipotesi di omicidio in lesioni aggravate. È rimasta però la contestazione di un omicidio, appunto, e di 3 tentati omicidi, per i quali la Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno. L'accusa ritiene che la donna abbia somministrato benzodiazepine in modo volontario alle persone che assisteva, provocando gravissime conseguenze. Ora la parola passa ai giudici della Corte d'Assise. Il 9 ottobre è attesa una sentenza destinata a chiudere uno dei processi più delicati degli ultimi anni del Vicentino, con al centro la tutela delle persone più fragili e il tema della sicurezza di chi viene affidato alle cure di un assistente familiare. Prima di andare nuovamente in pubblicità, una notizia battuta questa mattina dalle agenzie. Nel 2018 violentò una ragazzina all'epoca dei fatti minori di 13 anni nel Padovano. A distanza di quasi 8 anni un uomo, pensate, di 87 anni è stato arrestato ed è finito in carcere a Reggio Emilia dopo che la condanna nei suoi confronti per violenza sessuale aggravata è diventata definitiva. L'anziano era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Rovigo nell'ottobre del 2022, successivamente anche dalla Corte d'Appello di Venezia nel novembre 2025. Il 9 luglio la sentenza è divenuta definitiva dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. Dovrà scontare una condanna di 6 anni, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la pena. È residente, come detto, nel Reggiano ed è stato condotto dai carabinieri nel penitenziario di Reggio Emilia. Noi ci fermiamo, come detto, per un'altra breve sosta. Torneremo per raccontarvi il compleanno eccezionale che si celebra oggi a Lamon, nel Bellunese, di una nonna di ben 110 anni. Eccoci di nuovo in diretta, dunque ben trovati. Allora, come annunciato, andiamo a Lamon per un compleanno e un record, quello di nonna Luigia Maria Cavallari, 110 anni, la seconda 110enne del Veneto. La festa per nonna Luigia Maria sta per concludersi e allora andiamo da Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. È un compleanno e un record, come abbiamo titolato. Siamo con la signora Luigia Maria. Signora, intanto buon compleanno. Oggi lei compie 110 anni. Sì. Intanto le chiedo come... Intanto auguri. Grazie tanti. E come sta? Oh, una di 110, non lo so come posso stare. Noi la vediamo molto bene. Non mi portano più le gambe. Ho la frattura, vero? Il primo compleanno. Con la frattura? Sì, sono caduta lì,
da quello scalino, non caduta, seduta, nel sedere in peso mi ha rotto Senta signora, lei non è di Lamon, lei è nata in provincia di Piacenza. A Lamon com'è che ci è arrivata? Mia madre è lamonese, abitava in fondo alla strada qui, a sinistra l'ultima casa, questa stradetta qua. Poi ho i parenti, sono nata a Borgonuovo, Valtidone, provincia di Piacenza, i nonni avevo, ma il nonno non l'ho conosciuto, è morto giovane. Mia madre e mio padre è andato in guerra del 16 e mia madre è andata a partorire nel paese nativo di mio padre. Io sono nata a Borgonuovo. Poi lei è venuta qui, si è occupata della famiglia mentre la mamma lavorava in Svizzera. Sì, dopo la mamma è tornata in Svizzera con me piccolina. Poi è venuta qua e mi ha portato dalle suore per andare via ancora. Nel 19 è morto un bambino qua, via Beccaroi. E di 3 mesi preso freddo, broncopolmonite, sofomicina, penicillina e Dio creatore. Insomma, sono ancora qua in poche parole. L'aria di Lamon le fa bene? Sì, abitavo sotto qui nel bosco prima. Si facevo la madre, eravamo in 8 fratelli, 2 morti, una del 28 e l'altra del 19. Adesso, senti, oggi le stanno organizzando una festa davvero molto, molto grande, molto bella, con gli alpini, anche oggi pomeriggio ci sarà grande festa. Le ha scritto anche il presidente della regione, le ha fatto gli auguri di compleanno anche? Ha scritto il console svizzero. Anche? Mio marito dipendeva dagli uffici svizzeri, insomma faceva il geometra e ha lavorato per 30 anni in Svizzera, 10 in Africa. Allora ha fatto 40 anni e veniva 3 settimane a settembre quando andava a caccia. Questi sono i suoi trofei. I trofei di caccia li vediamo qui appesi. E veniva e diceva adesso che me ne vado soddisfatto perché ho fatto le mie vacanze 3 settimane. Poi hanno cominciato a venire con qualche macchina, faceva qualche scappata una volta ogni tanto. E a Pasqua e Natale, naturalmente. Lei come trascorre le sue giornate e che cosa mangia? Perché di solito quando uno arriva a questa età, a 110 anni, si chiede ma lei che cosa mangia, come mangia? Io mangio di tutto, non ho preferenze. Basta che non mi diano un uovo crudo, io mangio di tutto. Eravamo in 10 in famiglia, una polenta grande così a mezzogiorno e una caldaia di minestrone alla sera perché le patate e i fagioli li producevamo noi. E poi mio papà ha comprato le mucche, avevamo anche il formaggio e insomma siamo diventati, sono morti tutti però, sono rimasta sola. Lei quanti figli ha? Sono sola e insomma i miei fratelli sono tutti morti giovani. Sì. E io sono rimasta qui come simbolo della sua famiglia. Sì. Lei ha 2 figli? 2 figlie, sì. Una ha una figlia di quasi 50 anni, sì, fa l'architetto. E l'altra non ne ha e allora è libera da tutti gli impegni. E viene e si prende cura di lei? No, si prende cura la maggiore, la mamma della bimba, insomma, della figlia. Senta, la lasciamo ai festeggiamenti, la lasciamo al suo grandissimo compleanno. Sì. Le auguriamo di stare sempre bene, di mantenersi sempre così bella come la stiamo vedendo oggi. Non è possibile, il destino è uguale per tutti, bisogna andare. Bisogna andare a un certo momento.
Grazie. Sì, io cerco di risguardarmi un po', di vedere se è meglio così o meglio colà, ma no. Le gambe da 15 giorni non mi reggono più tanto e allora ho paura un po', perché non so cosa ci sia di là. Sì. Non lo sa nessuno. Allora, sarà una sorpresa. Finito dappertutto allora. E allora tanti auguri davvero a questa nonna straordinaria di Lamon. Settimana rovente, abbiamo sentito, difficile soprattutto per le persone anziane, per i bambini, per i malati naturalmente. L'ANSA ci dice che progressivamente le temperature saliranno e mercoledì in Italia saranno previsti 7 bollini rossi e 9 arancioni, con Firenze e Perugia che sono città a grosso rischio, a rischio elevato già da oggi, quindi siamo in centro Italia in particolare. E poi c'è l'emergenza siccità, perché le piogge attese non sono state o non ci sono state in diverse località, oppure non sono state abbondanti come si sperava. Altrove c'è stata la grandine, ma lì ha portato purtroppo più danni che altro. Non siamo ai livelli del 2022 sul fronte della siccità, si dice, ma l'acqua scarseggia e andiamo a vedere nei canali interni della città di Padova cosa sta succedendo. Non siamo proprio come nel 2022, anche se la preoccupazione è alta. Devo dire che nel frattempo le strategie messe in atto hanno portato anche a far arrivare un po' più di acqua attraverso il consorzio di bonifica con, come dire, la sinergia con il LEB, che è l'ente di secondo livello dei consorzi di bonifica, quindi un minimo di vivificazione in più sulle acque correnti intorno alla città c'è. Sintetizzando, potremmo dire bene, ma non benissimo, la situazione dei fiumi e dei canali interni di Padova. Lo scenario non è come nel 2022, quando il Bacchiglione non riusciva ad entrare nel ramo maestro, lasciando a secco le acque interne padovane. È chiaro che va fatto un monitoraggio costante, cosa che abbiamo iniziato a fare la settimana scorsa con un tavolo allargato in cui era presente l'ULSR, era presente l'ARPA, i consorzi di bonifica, il comune stesso. E noi pensiamo progressivamente di andare ad esempio a trovare la modalità per pulire efficacemente dalle alghe il prato della valle. Quella è una cosa più, come dire, iconica, che abbia a che fare con la vera e propria problema della siccità. E monitoraggio costante, non c'è ancora moria fortunatamente di pesci e non è dovuta ancora l'interruzione del servizio del trasporto acqueo, quindi anche a fini turistici. La siccità non è un problema di una singola regione. Gli interventi devono essere concordati con tutti gli attori del comparto. Le regioni non possono essere lasciate da sole, come sottolinea l'assessore all'agricoltura Dario Bond. Intervenire subito sull'asta del Po, e sull'asta del Po bisogna avere idee chiare in termini regolatori. Non è possibile che 15 giorni fa, 20 giorni fa ci sia stato un accumulo di acqua delle regioni a nord del Veneto e fondamentalmente il Veneto che già stava soffrendo con un cuneo saliva che saliva. Non dico la solidarietà, che è la prima parola, ma quantomeno la programmazione, che non esiste, perché l'autorità di bacino del Po non è intervenuta, non sono intervenute neanche le autorità nazionali di protezione civile, perché non possono farlo, e quindi da questo punto di vista bisogna che questa lezione ci porti a dire almeno un'attività regolatoria specificata e indirizzata ci deve essere. Non è possibile telefonare e chiedere al collega assessore chi ci dia e chi ci lasci un po' di acqua per il Veneto. Appello che l'assessore Bond va ripetendo da settimane, così come la collega Venturini. Situazione drammatica per l'irrigazione delle campagne, naturalmente anche nel vicino Friuli. La scarsità di pioggia rischia di compromettere le colture con il razionamento, se non lo stop della fornitura prevista. L'allarme arriva dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Il clima decisamente tropicale si fa sentire anche in agricoltura, con le irrigazioni a rischio razionamento. Non siamo arrivati al punto di non ritorno, ma se non pioverà si potrebbe attuare un drastico provvedimento da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. In sofferenza le prese montane che portano poi, verso valle, le acque utili per assetare la campagna. Ospedaletto, nel punto in cui il canale Ledra percepisce le acque del tagliamento, è sotto il limite, con conseguenza evidente in tutto il comparto irriguo.
direi critico, difficile, perché purtroppo nei giorni scorsi non ci sono state piogge, soprattutto in montagna. In questo momento abbiamo due situazioni diverse, abbiamo sì le falde in calo che comunque nel periodo irriguo già partivano da una situazione di scarsità rispetto alla media, però diciamo riusciamo ancora a gestire, per cui siamo già ad integrazione con A2A, siamo a 10 metri cubi al secondo e quindi in questo momento stiamo gestendo l'acqua che abbiamo. Il Consorzio valuta tutte le soluzioni fattibili per garantire il minimo indispensabile richiesto da parte degli operatori agricoli in un momento fondamentale per le colture di stagione a poche settimane dal raccolto, con la terra secca e polverosa che ha già messo in crisi, se non in ginocchio, molte attività del settore. Il rischio razionamento, se non chiusura della fornitura irrigua, esiste anche dalle nostre parti. Ci troveremo in alcuni territori dove i raccolti attualmente sono in fase, soprattutto il mais, di fioritura, e potremo trovarci con dei raccolti lasciati di fatto lì sul campo che seccano, quindi danno ambientale perché tu vedresti comunque una campagna desertica, dall'altra parte grossi danni alle imprese e non dimentichiamoci tutto il discorso sanitario delle famose rogge, fiumi che nei vari paesi, anche nella stessa Udine, passano, che mantenendo i livelli di questi fiumi qui garantiscono chiaramente una salubrità anche alle zone presenti, per cui c'è una situazione di forte criticità già segnalata alla Regione e che insomma stiamo cercando di gestire, ma probabilmente i ragionamenti andranno fatti per la prospettiva futura, perché tranne forse l'anno scorso dove la situazione è stata abbastanza piovosa, ormai è abbastanza normale trovarsi in questa situazione ogni estate. E c'è massima allerta naturalmente in tutto il territorio anche per il rischio incendi, in particolare sui colli euganei dove il caldo e la siccità mettono a rischio i boschi. Le temperature torride di queste settimane hanno reso arido il terreno, l'erba secca, basta una scintilla per far partire incendi boschivi. Per questo è alta l'allerta nel territorio del Parco Colli. Importante che le amministrazioni comunali sensibilizzino residenti e anche escursionisti a buone pratiche e a massima attenzione per tutelare le aree boschive dei colli. È in vigore anche l'ordinanza regionale che vieta l'accensione di fuochi e barbecue, ricorda il presidente del Parco Colli. L'ordinanza regionale di qualche giorno fa è pienamente operativa, perché la situazione di siccità e di grande calura non consente di poter accendere, effettuare abbruciamenti o accendere barbecue o fuochi al di fuori delle aree destinate a questo scopo. È anche un tema di sicurezza del territorio ma anche personale, perché chiaramente non ci rendiamo conto quanto questo possa scapparci di mano, perché il territorio è estremamente secco, c'è un'altra emergenza che è quella della siccità, quindi anche gli interventi poi per poter riuscire a superare quelli che sono gli eventuali incendi sono determinati da una carenza da parte dell'organico di risorse utili allo scopo. Evitare i barbecue, ma fondamentale è anche attuare comportamenti di buon senso, evitando di lasciare a terra mozziconi di sigaretta, fiammiferi o particolari rifiuti. Attenzione anche durante i lavori agricoli. Il territorio dei colli è un ecosistema importante che va tutelato. C'è uno stato d'allerta per la grande siccità, quindi abbiamo una criticità legata a rischi di incendi. In qualche comune dei Colli Euganei qualche settimana fa c'è stato un incendio e quindi l'attenzione è massima. Riuscire a essere tutti responsabili di questo percorso consente di preservare il territorio chiaramente e di goderlo in serenità. L'obiettivo è quello anche di prendere qualche grado in meno di frescura sui Colli Euganei e il vantaggio è di poterlo fruire in sicurezza, e questo può essere un vantaggio per tutti. Andiamo al tema salute adesso e all'esperienza dei volontari della LILT di Treviso che accompagnano gratuitamente i malati oncologici alle sedute di chemioterapia e radioterapia in tutto il nord-est, supportandoli e spesso stabilendo con loro dei veri e propri rapporti di amicizia. Lanciano gli stessi volontari un appello: abbiamo bisogno di nuove forze. Una persona stupenda, ricordo, di quel paese, questo veniva da Mogliano, quindi ogni mattina andavamo a prenderlo, lui era un ex oste, quindi sapete come sono gli osti che hanno, gioviali, certo. E lui al ritorno diceva sempre: fermiamoci su quel bar perché lì hanno
particolare, ma no, non possiamo, no, io devo rientrare, però lui doveva bere qualcosa e fumarsi la sigaretta, ma guarda che la sigaretta ti fa male, non ha importanza, mi diceva Fedele, non ha importanza, vuoi morire da sano? No, assolutamente. C'era anche un po' questa parte ironica ovviamente del dramma. Ovviamente. Purtroppo un giorno mi è arrivata la telefonata da lui personalmente per salutarmi perché diceva il mio momento è giunto. E in quei momenti ti senti impotente davanti alla vita, purtroppo. E lo si abbraccia virtualmente e gli si dice buon viaggio, ecco, più di quello. Un groppo in gola per l'emozione capita anche a un veterano come Fedele De Cristofaro, perché come lui gli oltre 200 volontari della LILT di Treviso, su 900 totali, impegnati nel particolare settore del trasporto dei malati oncologici, passano ore con queste persone, creando un rapporto stretto, spesso di amicizia e di confidenza, che il destino molte volte spezza lasciando un segno. Fedele De Cristofaro è un volontario da oltre 20 anni nel trasporto totalmente gratuito che consente ai malati di sottoporsi a chemio e radioterapia. Non si sono mai fermati, nemmeno ai tempi del Covid, gli angeli della LILT, testimoni di una società che cambia, perché ogni anno c'è un aumento di almeno il 10% di richiesta del loro aiuto. Ci sono tante persone sole, ci sono tante persone che nonostante abbiano dei figli, però per motivi di lavoro non possono assistere i propri genitori. Quindi siamo noi a dare un supporto a queste famiglie, a questi pazienti, per darsi la possibilità loro di curarsi. Adulti, anziani ma anche bimbi, e l'emozione torna ad affacciarsi in De Cristofaro nel raccontare il suo primo servizio nel 2005 proprio per il trasporto di un piccolo malato di tumore. Quando si entra in questi reparti ti si chiude lo stomaco, ti si chiude, ti cambia il mondo, perché vedere questi bambini le cambia il mondo. Un servizio che negli anni ha visto moltiplicarsi i volontari, molti di questi pensionati che mettono il loro tempo a disposizione degli altri, ma proprio in estate le richieste aumentano e c'è bisogno di nuove forze in campo. L'appello è chiaro. Se c'è gente che ha qualche ora al giorno da poter dedicare alla LILT per questi trasporti dei pazienti oncologici, basta presentarsi nelle sedi della LILT dislocate nella Marca, da Treviso a Conegliano, da Castelfranco a Montebelluna, da Oderzo a Vittorio Veneto. Un'attività cruciale che necessita anche del sostegno con il 5 per 1000. Dare una mano, aiutare chi è in un momento di grande difficoltà, una missione che in Fedele De Cristofaro è nata in un momento particolare. Una vita nell'aeronautica militare e poi è passato dallo sfrecciare in cielo a diventare un angelo del volontariato. Ho dovuto abbandonare l'aeronautica militare per motivi di salute e quando si ha bisogno di un qualcosa ci si chiede sempre dove posso aiutare questa mano, chi è che mi tende una mano per poter avere un sostegno. Quando ho cominciato a star meglio ho pensato anch'io di fare un qualcosa per loro. Di cambiare. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, grazie per averci seguito. Io ringrazio in regia Renato Capoi e Edoardo Paris, come sempre appuntamento ai telegiornali di questa sera. Allora noi ci fermiamo qui, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.